Dobar dan, dobrodošli u školu Euroschool. Ja sam Nataša i tu sam da vam objasnim kako teče priprema za poslovni intervju na engleskom ili na italijanskom. Kurs drže profesori sa višegodišnjim iskustvom u držanju časova, kao i imaju iskustva u radu ljudskim resursima na stranom jeziku, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Sigurno vam se desilo da dođete na intervju i da ne znate čak ni na srpskom kako odgovorite na tipična HR pitanja, kao što su kako vidite sebe za 5 godina, koje su vaše mane, zašto bismo izabrali baš vas i tako dalje. Tako da smo mi tu da vam pomognemo kako da odgovorite na ta pitanja na stranom jeziku, kako biste stekli samopouzdanje jednom kad odete na razgovor. Takođe, tu smo da vam objasnimo najnoviju metodu u rekrutmentu koja se zove SAR. To je metoda koja u svom imenu ima Situation, Action, Result. To znači kad vas HR menadžer pita da mu objasnite neku situaciju, morate da kažete konkretno šta se desilo i najbolje da kažete što detaljnije, koju akciju ste vi preduzeli i koji rezultat iz toga proistekao. E adesso parliamo un po' in italiano. Io mi chiamo Natascia e lavoro per la scuola Euroschool. I nostri professori hanno l'esperienza in insegnamento, però anche hanno lavorato nelle risorse umane per le corporazioni multinazionali, sia in Serbia sia all'estero. Quindi siamo qua per aiutarvi come rispondere alle domande tipiche di HR. Come si vede tra 5 anni, quali sono i vostri punti di forza, punti di debolezza, perché sceglieremo proprio lei, eccetera. Quindi siamo qua anche a spiegare il nuovo metodo che si chiama SAR, quindi vuol dire situazione, azione, risultato. Quindi quando andiamo a colloquio a volte ci sono delle domande, spiegami la situazione in cui è successa una cosa e quindi poi ci sono diverse situazioni. Quindi noi dobbiamo spiegare la situazione dettagliatamente, quali sono le azioni che abbiamo preso e quali sono i risultati. Il resto vi spiegheremo nella nostra scuola. Nastavljamo u školi Euroschool. Dobrodošli. Welcome. Benvenuti.